730 migranti è l'ultimo carico umano partito dalle coste nordafricane e recuperato nel canale di Sicilia dalla Marina Militare. Tra loro 124 donne e 29 minori, adesso in viaggio verso Porto Empedocle sulla nave San Giorgio. Sono stati tratti in salvo in due diverse operazioni, una nel pomeriggio di ieri e l'altra nella notte. Entrambi i barconi sovraffollati rischiavano di affondare. Dunque ancora un successo della nostra Marina Militare sul fronte dei salvataggi di migranti nel canale di Sicilia. Una pagina di cronaca a cui siamo abituati, una storia già sentita che accomuna milioni di extracomunitari che ce l'hanno fatta, a cui si aggiungono le tragedie, i morti e naufragi come quello del 6 ottobre scorso, in cui persero la vita 366 persone. E 4 superstiti, 3 eritrei ed un siriano raccontano quello che non siamo abituati a sentire in un dossier del TG2 dal titolo La neve la prima volta, che andrà in onda sabato prossimo alle 23:30. I protagonisti, doppiati da attori professionisti, sono Fanus, che non dimenticherà mai i volti e le voci dei suoi torturatori nei campi libici, Adalla, che attraverso i disegni racconta la crudeltà delle torture alle quali le autorità eritree sottopongono chi scappa e viene ripreso, Whiskey, che vaga senza successo per un cimitero di Agrigento alla ricerca della tomba numero 47 dove è sepolta la sorella, e Khalid, l'uomo che con il suo video sulle docce antiscabbia nel centro d'accoglienza di Lampedusa ha svelato a tutti come l'Italia tratta chi scappa da fame e guerre. E di immigrazione si parlerà domani e venerdì a Palazzo dei Normanni nel corso di un'iniziativa promossa dall'ARS, al quale tra gli altri interverranno il ministro dell'Interno Angelino Alfano, il presidente della Commissione Affari Esteri del Senato Pier Ferdinando Casini, il procuratore di Agrigento Renato Di Natali ed il presidente dell'Associazione Migrantes, l'arcivescovo di Agrigento Monsignor Francesco Montenegro. E domani a Lampedusa festa grande per l'inaugurazione della ludoteca per il poliambulatorio.